Dottore, com'è la situazione dei conti dell'ente parco? Beh, diciamo che l'ente parco attualmente si trova in una situazione finanziaria buona, ottima, sicuramente molto meglio di tanti enti regionali, in quanto la Regione ha investito molto su questo ente, sostanzialmente accollandosi il costo del personale e lasciando all'ente la gestione del ricavato della vendita dei biglietti. Quindi il parco è in condizione di portare avanti tutti i progetti per quanto riguarda la manutenzione, quindi per rendere fruibile al meglio il parco ai visitatori e per avviare anche eventualmente delle campagne di scavo all'interno dell'area del parco, quindi direi insomma, solida. Ecco, possiamo dire in sintesi che la situazione finanziaria del parco è solida. Il Ecco. 25% di storno alla società ente che gestisce il parco, Coop Culture, incide in qualche modo al bilancio dell'ente? Sì, incide perché è una percentuale molto alta. Prima questa attività veniva svolta dai dipendenti del parco e oggi invece viene svolta da una società esterna. Tuttavia, quest'anno il problema non si pone perché l'incremento nel numero dei visitatori che si è verificato almeno fino ad oggi, ecco, questo incremento, quindi con altri biglietti, con nuove risorse, nuove entrate per l'ente, in qualche modo vanno a compensare quello che è la riduzione di questo 25%, che poi è qualcosina in più del 25%. Tra l'altro l'ente parco è stato anche, diciamo, interesse di grossi gruppi, penso a Google, Camp, con entrate sicuramente straordinarie che incidono parecchio, no? Sì, devo dire che la gestione del parco, che io considero illuminata, in quanto si occupa anche di individuare nuove entrate, e appunto ha individuato anche questa nuova entrata concedendo il parco a soggetti privati disponibili e disposti a pagare anche cifre molto alte pur di svolgere un evento all'interno di questa area. Quindi ben vengano Google e gli Amazon, ad altri, esempio. Amazon e tutti questi grossi nomi, ma anche qualche stilista, insomma chi è disponibile a usufruire del parco, chiaramente pagando e pagando bene, perché insomma è abbastanza, cioè, il parco si fa pagare, ecco, non è un'attività fatta così a costo zero. Ecco. Certo, Naturalmente c'è anche il ritorno d'immagine, perché nel certo, momento in cui si certo. ospita cioè Google, quello che avviene all'interno del parco Si veicola, si insomma. veicola in tutto il mondo, non soltanto in Sicilia, non soltanto in Italia, ma lo vedono in tutto il mondo. Quindi ben vengano, insomma, è la gestione attuale e ben lieta di ospitare questi eventi a pagamento.